Nuova svolta nella vicenda di Fabio Quagliarella, l'attaccante della Sampdoria che negli ultimi giorni era stato protagonista di clamorose indiscrezioni di mercato riguardanti un possibile passaggio alla Juventus. È stato proprio il giocatore a voler mettere a tacere le voci pubblicando su Instagram un messaggio che sembra allontanare l'ipotesi del trasferimento a Torino. Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l'emozione che batte dentro al petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così. Queste le parole di Quagliarella, che in poche righe ha voluto esprimere tutto il suo affetto per il club blucerchiato. La lista di squadre pretendenti per Arkadiusz Milik si è allungata. Ora ci sarebbe anche l'Olympique Marsiglia. Secondo RMC Sport, il club francese sarebbe interessato ad ingaggiare l'attaccante polacco del Napoli proprio nel corso della finestra di mercato invernale. L'OM, allenato da André Villas-Boas, si lancerebbe nella battaglia consapevole dell'interesse forte dell'Atletico di Madrid, che starebbe valutando l'opzione Milik come sostituto di Diego Costa, che ha di recente dato il suo addio definitivo ai rojiblancos. Milan-Juve doveva mandare l'Inter al primo posto, invece i nerazzurri hanno perso a Marassi con la Samp. Sanchez si è fatto parare un rigore da Odero, Candreva ha segnato dal dischetto e Keita ha completato l'opera consumando la vendetta degli ex. Anche il Milan, rimasto a +1, ha perso dopo 304 giorni contro una Juve con più qualità in panchina. Chiesa travolgente e Dybala in crescita. La Roma è rimasta terza grazie alla doppietta di Majoral a Crotone. Il rimaneggiato Napoli ha perso in casa con lo Spezia in 10. Bene l'Atalanta, che ha deciso la sorte di Liverani a Parma, dove tornerà D'Aversa. Hanno vinto pure la Lazio, che con Caicedo e Immobile si è disfatta della Fiorentina, e il Sassuolo, che ha inflitto la sconfitta al Genoa di Ballardini. A metà classifica il successo del Benevento a Cagliari, il gran gol di Di Marco del Verona a Torino e il pari in rimonta dell'Udinese a Bologna sono stati i fatti salienti. In coda tutti KO salvo i Granata. Nel prossimo turno occhio a Roma-Inter. Il mondiale di Formula 1 2021 non è ancora partito, ma la prima tappa, il Gran Premio di Australia, è già a rischio. La stagione si dovrebbe aprire il prossimo 21 marzo a Melbourne come da tradizione. Le misure per contrastare la pandemia di Covid-19 adottate in Australia però hanno già causato il rinvio degli Australian Open di tennis e sembrano destinate a influenzare anche la gara inaugurale di Formula 1. La pandemia quindi potrebbe condizionare anche il calendario di quest'anno che, in teoria, sarebbe composto da 23 gare, record assoluto per un mondiale. Secondo autosport.com si starebbe lavorando per trovare una nuova data per il GP australiano, mentre la stagione dovrebbe aprirsi il 28 marzo con la corsa in Bahrain. Dalla Formula 1 non sono arrivati commenti.